Un distributore automatico di libri tascabili è stato inaugurato presso l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Il progetto, unico nel suo genere in Veneto, si chiama Bookstop, fai una pausa con un libro. Questo è il primo distributore automatico di libri collocato in una struttura ospedaliera. Il nostro obiettivo era appunto quello di rendere accessibile anche a non lettori il prodotto libro. Ci è venuto spontaneo quindi pensare all'ospedale, perché l'ospedale è un luogo di attesa dove c'è, ahimè, tempo disponibile e incrociare un libro da leggere può essere un'esperienza molto interessante. Il distributore propone 20 titoli della collana Piccola filosofia di viaggio, una raccolta di saggi brevi dedicati a esplorazioni e scoperte impreziositi dalle illustrazioni di Giulia Neri. Il distributore automatico può diventare uno strumento di promozione sociale in questo caso, ed è questo il motivo per cui Gruppo Illyria ha sposato il progetto Bookstop di Ediciclo Editore, proprio perché vogliamo porci come strumento di benessere, anche se vogliamo regalare attimi di evasione o di felicità. Questo progetto rappresenta non solo un modo per diffondere cultura, ma anche un invito a fermarsi e riflettere, rendendo la pausa con un libro un'esperienza di ispirazione e crescita personale. L'ospedale diventa quindi una casa per il paziente, ma anche per i suoi familiari. Quindi questo progetto, a nostro avviso, è un progetto significativo, un progetto che avrà ulteriori evoluzioni e che nell'ambito appunto di quello che a noi piace dire che la medicina cura ma l'umanità guarisce, ben si inserisce appunto con questa offerta che può dare ai pazienti ma anche ai familiari dei momenti di lettura.